L'Italia dei Valori ha aperto la nuova sede regionale a Firenze in via De Maci, nei pressi di piazza Santa Croce. All'inaugurazione ha partecipato il segretario nazionale dell'IDV Ignazio Messina. Il nostro simbolo sarà presente alle amministrative e vogliamo competere anche alle elezioni europee, hanno detto gli esponenti del partito. E sulla linea politica dell'IDV sentiamo le parole del segretario Ignazio Messina. Lavorare alla costruzione di un centrosinistra che sia diverso dalle larghe intese che non funzionano e alternativo al centrodestra. Un obiettivo che deve portare ad un governo che favorisca le fasce sociali più deboli del Paese e le piccole e medie imprese. Sono il perno dell'economia italiana e noi riteniamo che se non rimetti in moto la macchina non andiamo avanti e non superiamo la crisi. E questo è ciò a cui vuole lavorare l'Italia dei Valori e questo che ho rappresentato anche al Capo dello Stato, che ovviamente ha condiviso la necessità di una nuova coalizione che possa governare il Paese.